È una patologia trasversale e distribuita che affligge uomini e donne di tutte le età e classi sociali. In Veneto, e in particolare nel Bellunese, il consumo sconsiderato di bevande alcoliche scade talvolta nel vanto e nelle dinamiche di inclusione sociale, nonostante le gravissime conseguenze non solo sotto il profilo fisico, ma anche cerebrale e psicologico. Guarire dalla dipendenza patologica è un processo sovente lungo e dispendioso ed è per questo che l'azienda sanitaria si è adoperata per la riapertura del Day Hospital di alcologia di Auronzo di Cadore. Abbiamo messo insieme una squadra di professionisti, dipendenti o libero professionisti della nostra azienda sanitaria con gli specialisti della clinica medica prima dell'azienda ospedale Università di Padova, diretta dal professor Simeoni, che appunto lavora assieme a noi su questo tema importante riabilitativo del day hospital alcologico. Un servizio riabilitativo ed estensivo basato su una visione sistemica dell'alcolismo, ossia che consideri tutto l'ecosistema di variabili sociali, personali e psicologiche che spingono l'individuo a bere. Cuore della terapia è la comunità multifamiliare, dove a partecipare attivamente assieme al paziente e ai professionisti sanitari è anche la famiglia, essenziale per innestare il cambio radicale dello stile di vita dell'alcolista in un percorso che prosegue oltre la permanenza in struttura grazie alla rete dei club alcologici territoriali. La rete è indispensabile perché permette prima di tutto degli approcci diversi e anche opportuni rispetto a una serie di problemi del momento. Per esempio, l'inserimento nel programma alcologico di Auronzo risponde a una fase, a una serie di problemi, mentre per esempio la continuità poi nel territorio attraverso i club alcologici territoriali risponde a un'altra fase del percorso che tende ad affrontare i problemi appunto alcol correlati, oppure così come i servizi, i SERD del Dipartimento.